Credo che bisogna lavorare fin da subito, abbiamo 2 anni davanti, 2 anni in cui dobbiamo completare il programma amministrativo e lanciare anche un nuovo impulso a questa attività di giunta. Vedi alla voce rimpasto di giunta e per Mogliano è un cambio non da poco, una svolta secondo coloro che stanno dalla parte dell'amministrazione Arena, un terremoto con la missione di colpa per chi vi si oppone e la critica. Un nuovo vice sindaco dopo le dimissioni improvvise di Diego Bardini, che aveva anche la delega al bilancio, e un nuovo assessore ai lavori pubblici al posto di Giovanni Scognamiglio. Non è a cuor leggero che ho deciso di rinunciare all'impegno e alla professionalità di due persone stimate che hanno condiviso il percorso fino a qui, dice il sindaco Arena, ma è necessario un cambiamento per affrontare più coesi da vera squadra i progetti della seconda parte del mandato. Insomma, via che non faceva squadra, sembra di leggere fra le righe. Sulla decisione pesano anche le forti critiche piovute da mesi sul non ascolto, critiche arrivate dai quartieri e dalle associazioni. Per questo il neo vice sindaco 46enne, che avrà anche le deleghe alle politiche educative, cittadinanza attiva e rete welfare, mette subito in agenda un appuntamento per la prossima settimana. Prendere le misure e di chiamare tutte le associazioni di Mogliano, perché serve un lavoro coordinato, per programmare bisogna innanzitutto coordinarsi. Stessa missione anche per il 54enne neo assessore ai lavori pubblici Filippo Catuzzato, chiamato a risolvere soprattutto la raffica di lamentele su strade e marciapiedi dissestati. Vogliamo instaurare con i cittadini un rapporto diretto che ci permetta anche quindi di effettuare quelle manutenzioni che tanto al cittadino stanno a cuore. Metteremo a disposizione assolutamente i nostri contatti per ricevere il pubblico e per ricevere anche segnalazioni sulle situazioni che devono essere sanate. Nulla di personale, assicura il sindaco, ma scelte amministrative, anche se le scosse del terremoto in municipio le ha avvertite più di qualcuno.